Sabato 6 agosto, buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it. Iniziamo con la cronaca. Fallisce assalto nella notte al bancomat dell'agenzia di San Lorenzo di Parabiago della BCC di Busto Garolfo e Bugulgiate. Il servizio di Stefano Vietta con le immagini di Publifoto. Ladri in azione stanotte con un vero assalto alla filiale parabiaghese della banca di credito cooperativo di Busto Garolfo e Buggiate. I soliti ignoti hanno sfondato una vetrina della banca, ma sono dovuti fuggire a mani vuote grazie all'intervento del sistema d'allarme e dei protocolli di sicurezza. L'episodio è avvenuto intorno alle 4:10, nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 agosto. Probabilmente con un furgone, alcuni malviventi hanno cercato di rubare il bancomat della banca, che si trova in piazza Libertà 14, nella frazione di San Lorenzo. In retromarcia sarebbero saliti sul marciapiede infilandosi sotto il porticato dove ha sede l'istituto di credito. Arrivati davanti alla vetrina, che si trova al lato del bancomat, l'hanno sfondata probabilmente pensando di aver facile accesso allo sportello automatico, quindi al contante contenuto. La struttura del bancomat invece ha resistito al tentativo di assalto. I ladri sono così dovuti fuggire a mani vuote. Immediatamente è anche scattato l'allarme che ha portato sul posto i carabinieri del comando di Legnano, che stanno indagando sull'accaduto. Diversi sono i danni strutturali alla filiale dell'istituto di credito, che comunque lunedì 8 agosto potrà garantire la normale apertura al pubblico. I lavori di messa in sicurezza sono già stati avviati. Sempre nell'Alto Milanese, una tragedia questa mattina a San Giorgio su Legnano. Una donna di 70 anni è morta mentre portava la spazzatura nei cassonetti all'esterno della sua abitazione di via Pietro Nenni. Si è trattato di un malore, con ogni probabilità un arresto cardiocircolatorio. Sul posto il personale sanitario del 118, alla donna è stato praticato un massaggio cardiaco, ma non c'è stato nulla da fare, i medici sono stati costretti a constatare il decesso. A Malnate è ancora giallo fitto sulla morte di Carmela Fabozzi, la 73enne uccisa ormai 2 settimane fa nella sua casa di via San Vito. Oggi siamo andati al mercato cittadino a sentire i concittadini della vittima. Il servizio di Nicola Antonello, immagini di Angelo Puricelli dell'agenzia Blitz. La signora è una nostra cliente da circa 40 anni, la conoscevamo molto bene a livello di buongiorno, buonasera, è comunque molto distinta e a cui piaceva curarsi, dato che da noi acquistava spesso i prodotti di bellezza. Un'idea su chi possa essere stato sicuramente una persona che la conosceva bene, perché gli ha aperto, non ci sono infrazioni da quello che ho letto, da quello che si è sentito. È un peccato perché dopo tutti questi anni trovarla sul giornale nelle epigrafi per una cosa così brutta da sentire, da leggere, nient'altro. E qui al mercato le persone cosa dicono? Hanno paura, gli anziani? Ma in un primo momento hanno supposto, hanno detto l'hanno uccisa, l'hanno trovata morta, però paura no, perché qua comunque siamo in una zona di confine, le persone ormai le abbiamo conosciute da anni, le conosciamo da anni, non aprono facilmente alle persone non conosciute. E poi è sempre stato nella zona di confine tra il Comasco e il Varesotto, ci siamo fatti un po' l'idea del tipo di persona, sono leggermente diffidenti. Tragedia sfiorata questa mattina al chilometro 49 della statale 394 del Verbano, in territorio di Maccagno. Vediamo il servizio. È una strada trafficatissima, soprattutto in questo periodo. La provvidenza ha voluto che questa mattina non transitassero auto mentre precipitava una grossa pianta sulla statale del Verbano, a chilometro 49-200, nel territorio di Maccagno. Ma l'allarme resta, lo rilanciano i sindaci del Luinese, serve un'opera di manutenzione e messa in sicurezza per scongiurare altri pericoli. La pianta è caduta sulla carreggiata alle 8 del mattino, immediato l'intervento dei vigili del fuoco con squadre e mezzi da Varese e da Luino. La statale è rimasta chiusa per 3 ore e così i disagi del traffico, essendo quello un percorso senza alternative, sono stati notevoli. Per le cure sono stati affidati a un'azienda del Gallaratese i 9 cavalli trovati in condizioni precarie su un mezzo che, in una giornata particolarmente calda, stava percorrendo l'autostrada Torino-Milano all'altezza di Novara. Il conducente, un 60enne belga, dovrà mettere mano al portafogli, per lui oltre 8.000 euro di multa. Gli sono state contestate la violazione delle regole riguardanti il corretto utilizzo degli impianti di aerazione e di abbeveraggio dei 2 veicoli che componevano il suo autoarticolato, il mancato nutrimento ogni 8 ore degli animali trasportati, l'assenza di dati delle registrazioni del sistema di controllo delle temperature del vano di carico. L'operazione è stata effettuata dal personale della Polizia di Stato di Novara, della Polizia Stradale del Comando Provinciale di Novara e della sottosezione di Novara Est in servizio lungo l'autostrada A4.
A Busto Arsizio, prima puntata del viaggio di Prealpina tra i quartieri cittadini. Francesco Inguscio è andato a Sant'Anna, le immagini sono dell'agenzia Blitz. Sant'Anna vuole togliersi di dosso l'etichetta di quartiere dormitorio. Il villaggio all'estrema periferia nord di Busto sta vivendo una fase difficile. Molti negozi chiudono, la popolazione invecchia e le occasioni di aggregazione e di vita sociale sono sempre più rare. In più sono in tanti nel quartiere a lamentarsi per le spese elevate del riscaldamento del supercondominio. Ma c'è anche qualche nota lieta da evidenziare. Nell'edificio di via Stoppani che ospitava il vecchio centro sociale, a fine 2019 si è insediata la guardia medica e ad aprile 2023, se le tempistiche verranno rispettate, sarà inaugurato l'attesissimo sottopasso, l'opera richiesta da anni dai residenti per creare un collegamento diretto tra Sant'Anna e la zona di Beata Giuliana e dell'ospedale. Insomma, tra tanti segnali negativi c'è anche qualche ragione per guardare al futuro con maggior ottimismo. Un quartiere centrale di Varese, Biumo Inferiore, è da anni alle prese con i problemi del degrado. Vediamo il servizio di Renata Manzoni. Biumo Inferiore è uno dei rioni più antichi di Varese, un rione storico con tante piccole strade. In queste piccole strade, spesso e volentieri, denunciano i residenti, vengono abbandonati anche da persone che arrivano da fuori in auto, si fermano e poi ripartono sgommando, dei rifiuti in sacchetti spesso non regolamentari, come recentemente è successo in Vicolo Frontini, dove una residente ha notato 3 sacchi della spazzatura neri, ormai non più a norma, abbandonati per giorni e giorni, fino al punto che, con questo agosto così caldo, l'odore che emanavano risultava insopportabile. Così sono stati attivati sia gli uffici del comune, sia quelli della Sangalli, la ditta che si occupa della pulizia e del decoro della città. Immediatamente dopo che i residenti hanno descritto la situazione, gli addetti della Sangalli sono intervenuti con una squadra speciale perché è stato spiegato che in strade così strette è impossibile che le macchine specializzate nella pulizia possano passare e l'assicurazione che chi abita in quella zona così caratteristica di Varese ha avuto è che non sarà un una tantum, ma spesso e volentieri verrà ripetuta a mano questo tipo di pulizia dovuta appunto alla conformazione delle strade del rione di Biumo Inferiore. E infine lo sport, una medaglia mondiale, il bronzo nel salto in lungo, alla rassegna iridata Under 20 per Marta Amani. L'atleta di Villa Cortese, neppure 18enne e studentessa al liceo scientifico Tosi di Busto Arsizio, l'ha ottenuto saltando 6,52 al sesto tentativo pur sotto la pioggia, migliorando di 1 centimetro il suo precedente personale fissato agli assoluti di Rieti. Questo bronzo arricchisce così il bilancio della spedizione azzurra a Cali, in Colombia, che si è impreziosito con l'oro di Rachele Mori nel martello. Nella 4%, infine, quinto posto del quartetto azzurro con la castellanzese Ludovica Galuppi. Il tempo di 44,79, un decimo in più del risultato della batteria. Con questo è tutto, l'appuntamento è come di consueto a domani alle ore 19, vi auguriamo una buona serata.